Accogliamo adesso con un grande applauso il nostro, il vostro, l'impareggiabile Giampi Michelusi. Buonasera, buonasera, altro che voce radiofonica, senti la voce di Stefano, una voce squittante da dottore straordinario. Grazie a Stefano, grazie, buonasera a tutti voi, ci facciamo un bel applauso nuovo, Allora, come in tutte le famiglie che si rispettino, alla destra se magna, alla sinistra se guarda. No dai, sto scherzando, che poi loro stanno mangiando, però noi ci cibiamo questa sera di bellezza, quindi ci ciberemo sicuramente della bellezza di 15 straordinarie ragazze. Intanto, questa è una location davvero fantastica, straordinaria, ci sono stato anche lo scorso anno, a dire la verità lo scorso anno ero un po' freddino, invece arrivando dall'autostrada questa sera ho visto 34 gradi, quindi bene, si può mettere la giacca, insomma tranquillità. Vi parlo un po' del concorso, questa è la terza tappa della Regione Veneto, 16 regioni coinvolte, 1500 ragazze lo scorso anno, 1500 concorrenti, oltre 200 tappe e niente proprio di meno che 350.000 persone al seguito che hanno seguito queste bellissime sfilate, queste straordinarie selezioni. Quindi cerchiamo di fissare il successo dello scorso anno. Abbiamo tantissime cose da dire, da fare questa sera, quindi mi hanno detto di tagliare, di parlare poco. È il mio mestiere parlare, però vabbè, dinanzi a queste cose, dinanzi alle bellezze, diciamo pure che ci fermiamo. Io prima di tutto devo ringraziare gli sponsor e quindi ringrazio gli sponsor di Miss Castello di Giulietta 2016, la Confesercenti di Montecchio Maggiore, Valiland Web Radio, una nuova radio web, un nuovo progetto di radio che potete ovviamente ascoltare attraverso il web oppure nelle app disponibili su Android, iOS o Windows Phone, la concessionaria Citroen Ram di Altavilla Vicentina, il centro fitness Gymnasium di Montecchio Maggiore. Poi c'è anche la partecipazione straordinaria dell'abbigliamento da Leone, di Sartori Gioielli, Monamur Intimo, Mioli Pelletteria, tutti quanti di Montecchio Maggiore, quindi giocano in casa. C'è la Banca San Giorgio, Quinto e Valleagno, Carburanti Bianco di Montecchio Maggiore e Altavilla e il patrocinio, e qui dobbiamo fare un grande ringraziamento, il patrocinio della città di Montecchio Maggiore e della Proloco di Montecchio Maggiore. Direi di fare un grande applauso a loro. Ci sono rappresentanti dell'amministrazione comunale, rappresentanti della Proloco, in primis il presidente Giuseppe Ceccato, mi sembra, eccolo qua, presidente, i miei rispetti. Poi dobbiamo ringraziare gli sponsor nazionali Miss Blumare 2016, Inco, Benessere e Bellezza, Prodotti per Cosmesi, MSC Crociere. Sapete che poi ad ottobre le ragazze più belle, fra virgolette, perché per me sono tutte belle, però diciamo quelle che vincono le selezioni in giro per l'Italia andranno una settimana all'interno di MSC Poesia, in un teatro straordinario, bellissimo, capiente, di 3.500 persone, dove li potranno sfoggiare tutta la loro bellezza e i loro talenti. Peel Experience, epilazione con laser a diodo, Fomec di Castelgomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli Gioielli, Euronew Pack imballaggi, Atelier De Anna Biaggi, design cover personalizzate per cellulari, profumi De Fenis, media partner il settimanale Ora. Ricordo che l'organizzazione è curata da Studio Immagine, agenzia di comunicazione di Tiene, e Pacianama Viaggi, agenzia di Tiene. Un ringraziamento particolare va a colui che ci segue, quello che noi definiamo il talent scout delle serate, che è Umberto Dall'Alba, fra l'altro collaboratore commerciale nazionale di Miss Blumare. Ciò detto e ciò fatto, volevo presentarvi anche la nostra giuria, che è proprio in sinda come gli arbitri. Abbiamo visto, siamo in pieno Europeo 2016 e gli arbitri fanno quello che vogliono, giustamente, ovviamente. Anche la giuria a proprio insindacabile giudizio dovrà giudicare queste nostre 15 ragazze. Quindi vi vado a presentare l'assessore Paola Stocchero,
assessore alle politiche giovanili, scuola Gemellaggi pari opportunità. Assessore, i miei rispetti. Roberto Pellizzaro, consigliere comunale del comune di Montecchio, eccolo qua. Roberto Borghero, vice segretario generale del comune di Montecchio, mamma mia che lavoraccio, ragazzi quante leggi, quanti balzelli. Bianco Eleonora, sponsor Bianco Full di Bianco Ruggero. Vincenzo Tamborra, presidente provinciale di Confesercenti, bravo a lui per il lavoro che svolgono ogni giorno. Stefano Novello, sponsor nazionale Ilaria Melli, nonché mio speaker della premessa di ogni tappa. Gianfranco Visentin, che conosciamo da tanti anni, sponsor nazionale Inco Benessere e Bellezza. Paolo Noro, sponsor della palestra Ginnasium. Lo vedi, magrolino, un grissino, manco con il prosciutto intorno, vero? Me lo toglie lui. Poi c'è Diego Fortuna, nutrizionista, ex atleta della nazionale di atletica leggera, lancio del disco, 2 Olimpiadi, questo signore sta allenando la nazionale per le prossime Olimpiadi. Clara Larigno Mensi, consigliere comunale. Gianluigi Piccin, consigliere della Proloco, eccolo qua, e Gigliola Regola, hairstylist, conosciamo anche lei da parecchio tempo. La cosa bella della serata, innanzitutto il buon Dio che ci ha regalato una serata davvero straordinaria, calda, quasi afosa, ma con quel caldo secco che ci sta tutto, però ci stanno tutte davvero, e ve le voglio presentare, se mi parte anche la musica, grazie al nostro service, le nostre 15 ragazze che accogliamo con un caloroso applauso. Ci diranno anche che cosa fanno nella vita, per cui chiamerei la numero 1. Prego, numero 1. Lascia a te il microfono, nome e cognome, e poi vorreste sapere anche il numero di cellulare magari, non ve lo diamo. Aspetta un attimo, amore. Vediamo se Matteo. Grazie Matteo. Devi essere molto vicina. Buonasera a tutti, mi chiamo Lucia Sciarrillo, ho 16 anni e sono una studentessa. Bene, allora Lucia, per te la passerella, prego. Buonasera a tutti, sono Nicole Fontana, ho 24 anni e nella vita sono un'organizzatrice di eventi. E quindi ci rubi il lavoro. Prego Nicole, anche per te la passerella.
Giulia Becchetti, ho 20 anni e faccio la fotomodella. Ah però, già in auge, già di professione, prego. Numero 4. Buonasera a tutti, sono Maria Busellato, 16 anni e frequento il liceo linguistico. Che classe? Seconda. Non siamo ancora in ambito esami di stato, di maturità, come vogliamo chiamarli. Numero 5. Buonasera, mi chiamo Noemi Gnolin, ho 16 anni e studio marketing. Strategico o no? O no? No, marketing. Vai Noemi! Numero 6. Buonasera a tutti, sono Laura Massignani e studio arte. Dove? Dove studiate? Al liceo. E che te frega? Che potevi dire che te frega? Prego Laura, 16 anni, ha già detto, 16 anni. Buonasera a tutti, io sono Nicole Pironato e sono una studentessa universitaria di scienze infermieristiche. Beh, c'è bisogno tra l'altro, hai già fatto qualcosa oppure Sono al secondo anno. secondo anno, quindi stage, Sì, sono stata in medicina tirocinio. e rianimazione. Ah però, bene, Nicole, 23 anni. Buonasera a tutti quanti, mi chiamo Mondin Giada e faccio la barista e ho 24 anni. Bene, brava la nostra barista, prego Giada Mondin, numero 8. Numero 9. Buonasera a tutti, sono Giulia Gasparon, ho 18 anni e studio moda. Hai un anno in meno del sottoscritto. Ci credi? Sì. Moltiplicato per. Vai Giulia, prego Giulia, 18 anni. Numero 10. Buonasera a tutti, io mi chiamo Francesca Boscosturo, ho 25 anni e faccio la fisioterapista. Ah beh, ce n'è bisogno, guarda, tra poco per me ce n'è bisogno, considerata la mia veneranda età sono anche nonno, per me ce n'è bisogno. Vai Francesca! Numero 11. Buonasera a tutti, mi chiamo Moscato Giulia, ho 22
ho bisogno anche dell'estetista. Prego Giulia. Buonasera a tutti, sono Alice Saggioni, ho 16 anni e frequento il liceo artistico. Sembra quasi di essere nel giardino d'Irene. Prego Alice. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia Bavaro e ho 16 anni e nella vita studio moda. Ci sono i genitori? I genitori ci sono? Ma chi gli dà da mangiare a questi ragazzi? 16 anni? Prego, prego. Buonasera a tutti, sono Elena Valle, ho 20 anni e sono una ragioniera. Sai cosa dicevo una volta? Ragioniere sarà lei! No dai, sono importantissimi i ragionieri all'interno dell'azienda. Guarda, se non ci sono siamo veramente nel sottoterra. Bilanci, conto economico, patrimoniale, tutto bene, tutto a posto. Prego Elena, vai! Rimasta lì a guardare come fanno le altre, quindi sai tutto, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Irene Plemic, ho 15 anni e studio al liceo scientifico. Quindi ci sei proprio beccata dentro 15 anni, che è proprio l'inizio del concorso. Brava, Irene, cosa studi? Liceo? Studio al liceo scientifico. Scientifico, che dura tra l'altro mi pare. Sì. Primo anno? Sì, primo anno. Vabbè, è lunga, la vita è lunga. Prego. Prima ce l'abbiamo fatta, intanto giurati, avete votato, siete tranquilli, sereni, volete fare delle modifiche? No. E allora adesso raccogliamo la prima scheda, la scheda della prima tornata, mi pare che sia Umberto, eccolo qua, l'Umbertone, è un po' il bodyguard del concorso.